volevo farvi un piatto per iniziare che in realtà è un secondo. Sergio, Dunque, ovviamente, ha scelto di usare la trota che sappiamo è anche la regina di San Daniele. È colei che insieme al prosciutto di San Daniele fa grande onore a questa parte di Friuli Venezia Giulia. L'ha presa sia fresca, ma l'ha vista e l'ha anche assaggiata nella Sì. versione, diciamo, fumigata, già fumé. pronta, no Sergio? Esatto. Io adoro le verdure. Mi piacciono un po' le cotture alternative nella tradizione. Allora, volevo farvi vedere un contorno da fare in un minuto, ma veramente rapidissimo. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il daikon, lo conoscete tutti il daikon? È una rapa, sì, è una rapa alla È una fine. rapa. Chi ha detto che è una rapa? Ha più vitamina C di un'arancia. Guardate, daikon semplicemente tagliato col pelapatate, quindi si vanno a fare delle tagliatelle. Queste sono preparazioni in genere che ho voluto mettervi con Fabrizio per farvi capire come la cucina può essere anche rapida e rispettosa da arrivare all'ultimo a casa e fare un contorno al volo. Quindi potreste fare acqua bollente, varie tagliatelle di daikon, zucchina, La Giovanna. carota, La Giovanna. cavolo cappuccio, usate quello che preferite. Semplicemente l'importante è rispettare sempre i tempi di cottura. Acqua in ebollizione, giusto? Mettiamo dentro le carote, contiamo fino a 20, mettiamo dentro le zucchine, contiamo fino a 10, mettiamo il daikon, contiamo fino a 5. Scoliamo olio e maggiorana e già fatto un contorno, capisci? Abbiamo un buon piatto fatto in un minuto. Io adesso vi sto facendo un'alternativa. L'alternativa è semplicemente padella leggermente calda, giusto? Ho messo dentro l'alimento che necessita un po' più di cottura, anche se buono crudo. Questo è il cavolo, no? Cavolo cappuccio, trentino si usa tanto. Anche qui. Cavolo cappuccio si usa, no? In Nives. Tanto. Cavolo cappuccio bianco, poi adesso è la stagione giusta. Cavolo cappuccio bianco, il remoulade. In questo caso metto tutto insieme, carote e zucchine. Quindi vado a fare semplicemente una sorta di giardiniera rapida, va bene? Controllate una cosa, se io la lascio andare così, la verdura brucia, giusto? Quindi ho bisogno di fare, tra virgolette, non è bello il termine, sudare la verdura. Quindi in questo caso cosa faccio? Semplicemente un pizzico di sale. Cosa succede? Il sale fa sudare, fa perdere liquido, quindi semplicemente prendo e vado a coprire. Creo una camera di vapore. Questa camera di vapore mi porta una cottura rapida. Va bene, questa la faccio alla sera prima, per esempio, va bene? Dopodiché cosa faccio? Prendo una carta, l'umidità velocizza la cottura, la penetrazione del calore arriva prima al nucleo, al cuore, giusto? Allora io sto cercando semplicemente di velocizzare una cottura. In più mantengo l'umidità, perché a questo punto cosa faccio? Foglia di alloro, quindi sono andate 2 minuti, giusto? Foglia d'alloro, l'alloro sempre dall'alto verso il basso. Aromi vari se volete, metteteli, ok? Questa cosa la farete la sera prima se non avete il giorno dopo. L'organizzazione, mise en place, preparazione anticipata. Andiamo ad aromatizzare, aceto di mele balsamico, chiusura. Ok? Lei andrà avanti a cuocersi intanto che cuoce la trota. Avrò una sorta di crauto forte espresso che è buonissimo e croccante. In questo caso abbiamo una trota, un'iridea, salmonata in realtà, vedete com'è sfilettato. Dopodiché cosa facciamo? Semplicemente sfilettato e spinato. Dopodiché abbiamo, guardate bene, si vede? Su questa parte abbiamo la parte delle spinette, su questa parte del filetto. Allora semplicemente con un filettino, questo è un coltello flessibile. Mi raccomando, attenzione, esatto. Dunque, vado semplicemente a togliere la parte delle spine, in questo modo. In modo che non devo star lì con la pinzetta. Sì, però chi te la fa facile, te le centra al volo, ma se vado mica metto un'ora a trovarle. Come si fa a trovarle, scusa? Dai, si trova. Basta passare il ditino. Senti ecco. la ruvidità, senti le spine, sono tutte dritte. A questo punto abbiamo la nostra creatura. Ho lasciato attaccato le estremità, la vado semplicemente a intrecciare. Una volta intrecciata abbiamo una trecciolina. E la parte della pelle rimane sempre sull'esterno, perché mantiene così la cottura compatta. Va bene? Una cosa semplice, non è una roba esagerata, però con poco
poca spesa, tanta resa, ci sta. Allora guardate, ho semplicemente una casseruola col coperchio, abbiamo le foglie di salvia, semplici così. Temperatura alta, Sergio? No, qui sto appena avviando la cottura. E appoggiamo la creatura leggermente unta, la vado ad appoggiare sulla salvia e via. A questo punto creiamo l'umidità e visto che sale e lei suda, creiamo umidità, copro e visto che solitamente prima ho assaggiato la trota, questa vostra classica creatura buonissima, la regina, l'ho assaggiata affumicata, allora mi è venuto in mente di mettere un pochino di tè affumicato, così a tostare, e copro. Deve cuocere con la sua umidità, quindi io adesso sto creando la camera, tempo 8 minuti, lei è pronta e la servirò con le altre creature, le verdure che sono pronte. Se volete velocizzare la cottura, carta da forno bagnata sopra, lei si rilassa, medita e cuoce prima. Ci siamo, è cotto, senti che profumo, Fabri. Questo è spettacolare. Allora, andiamo a mettere la nostra trecciolina. E lo giriamo, voilà, Un eccola. nastro di daikon, 2 foglie di due fiori di Eccola. menta e via. Non è una roba esagerata, però è sana, veloce e buona. Bravo Sergio! Grazie.